Il rinnovo del contratto nazionale enti locali firmato recentemente sembra essere la causa dei ritardi nel pagamento degli arretrati contrattuali ai dipendenti dell'IPAB Casson di Chioggia. Il consigliere regionale Montanariello del Partito Democratico ha affermato di aver avuto modo di interloquire con il presidente della casa di riposo proprio questa mattina, ottenendo rassicurazioni e la garanzia che la situazione sarà risolta al più presto e tutto il dovuto emerso in conteggio sarà riconosciuto a breve. Nonostante ciò, il consigliere, tenendo nella giusta considerazione gli allarmi diffusi negli ultimi tempi, ha affermato di rimanere al fianco delle organizzazioni sindacali per verificare che il tutto proceda. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Regione Veneto e Ministero delle Riforme Istituzionali e Semplificazione hanno sottoscritto oggi a Venezia un protocollo di intenti per trovare il modo di sburocratizzare la vita dei cittadini e delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione. Firmato dal governatore Luca Zaia e dal ministro Casellati, il confronto deve portare a risultati concreti per produrre norme che limitino la necessità di pratiche burocratiche. Ci si aspettano risultati in tempi brevi, ha affermato Zaia, serve semplicità, tempi certi e miglioramento dei rapporti tra pubblico e uffici della pubblica amministrazione. Prima esperienza con il Veneto, ha affermato la Casellati, ma che in seguito sarà allargata a tutte le regioni. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. Guarda, intanto stiamo parlando di una riforma epocale, di una rivoluzione anche nel metodo. Porre al centro il cittadino, abbiamo trovato un interlocutore che è quello del ministro Casellati, del governo, che condivide la sfida, e quindi faremo in modo che l'ufficio complicazioni e affari semplici pian piano si disgreghi. Dall'altro potrei fare centinaia di esempi, pensate solo al termine perentorio, oltre al quale comunque diciamo all'interno del quale la pubblica amministrazione deve dare una risposta ai cittadini. Ad esempio, per molte pratiche ancora non c'è un termine perentorio, quindi il cittadino magari aspetta mesi e mesi. Oppure introdurre in maniera perentoria il silenzio assenso, altro tema. E poi ci sono molte pratiche, pensi solo agli investimenti che si vogliono fare per le rinnovabili, ma dall'altro vanno a cozzare magari con una burocrazia a volte anche non molto concepibile e comprensibile rispetto ad alcune norme che vanno in diretta contrapposizione. Sì, la burocrazia è uno stalker che accompagna la nostra quotidianità e che rende la nostra vita come una corsa ad ostacoli. È come avere sempre un nemico in casa che non soltanto ci rende difficile la vita, rende difficile la vita delle famiglie e dei cittadini, ma anche mina quella che è la potenzialità economica delle nostre imprese, perché nella maggior parte dei casi, quando la realizzazione di un progetto richiede troppi tempi, l'imprenditore lascia perdere. Sì, occorre ristabilire un rapporto corretto e amichevole, direi, fra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, e questo si può fare semplificando le norme, togliendo tutti quegli intralci, quella incertezza nell'individuazione dei propri diritti e dei propri doveri, quelle complicazioni inutili, quelle duplicazioni di certificazioni che molto spesso non servono. Insomma, occorrerebbe tornare a rendere normale la vita dei nostri cittadini. Allora, siamo alla Camera, per iscrivere la Camera poi ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa pomeriggio. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158.
Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Qual è lo stato dell'arte della bonifica dell'ex discarica di Val d'Ario? Dopo l'incontro conferenza stampa tenutasi a giugno in sala maggiore del Consiglio Comunale dell'anno scorso, a cui avevano partecipato il maggiore Papotto, capo divisione finanziaria della struttura commissariale, l'assessore della regione Veneto Roberto Marcato, anche ovviamente il sindaco di Chioggia Mauro Merao, era stato spiegato che l'area della discarica di Val d'Ario sarebbe stata bonificata dall'amianto. Il materiale, una volta ripulito, sarebbe stato utilizzato per la realizzazione di banchine. Il costo dell'operazione preventivato era di circa 30 milioni di euro, a cui si dovevano aggiungere altri costi della bonifica. Premesso che l'intera area è coperta da una struttura, ma apparentemente è tutto completamente fermo da molti mesi. Anzi, ci sono due parti del capannone che è stato danneggiato dal maltempo e non si vedono da tempo attività di riparazione. La gabbola, passateci il termine, dovrebbe essere la necessità di rifinanziare l'intervento, che già costa una valanga di milioni, per la notevole quantità di amianto ritrovato. Sembrerebbe però che a breve l'attività di bonifica proceda parzialmente con una sperimentazione. Le parole sono importanti e a inserire un purtroppo in una frase si rischia di essere malintesi e criticati, ed è quello che è successo all'assessore Donazan. Rimarca la vicenda la consigliera regionale Baldin, che rimprovera all'assessore dichiarazioni omotransfobiche nella vicenda di Cleo Bianco e nostalgie revisioniste sulla seconda guerra mondiale, chiedendosi come mai il presidente Zaia mantenga l'assessore nell'incarico, dato che il loro pensiero in molti temi sembra andare in direzioni opposte. La pietra dello scandalo, una frase scritta in una circolare inviata dall'assessorato all'istruzione alle scuole, in cui si voleva celebrare l'eroismo del battaglione alpino italiano nella battaglia di Nikolaevka del 26 gennaio 1943. Tale lettera è stata ripresa da tutta la stampa nazionale e l'assessore Donazan criticata a più riprese. Ora la consigliera Baldin, soprattutto come cittadina veneta, chiede a Zaia che ritiri la delega alla Donazan, in quanto la stessa ha dimostrato più volte inadeguatezza a ricoprire il suo ruolo. La Guardia di Finanza della compagnia Pronto Impiego di Venezia, Amira, nel veneziano, ha fermato una vettura che procedeva verso Dolo condotta da un cittadino di nazionalità albanese. Fermatosi all'alte, l'uomo dimostrava un atteggiamento evasivo e nervoso, facendo insospettire i militari che hanno controllato la vettura, trovando 3 etti di cocaina nascosta dietro il sedile del conducente. Il ritrovamento ha convinto i finanziari a perquisire l'abitazione, intervento svolto con l'ausilio dell'unità cinofila del gruppo di Tessera, trovando 6 etti di marijuana, 8 grammi di cocaina, 1.500 euro in contanti, oltre a bilancini e al materiale per il confezionamento delle singole dosi. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ristretto agli arresti domiciliari. Alla cartoleria Pegaso trovi il 30% di sconto su tutte le fustelle Sizzix originali e compatibili, alte per feltro e panolenci, basse per carta, cartoncini e gomma Eva. Prima passi in negozio, più scelta hai. Ti aspettiamo alla Pegaso.
Ti piacciono le scienze e l'informatica? Ami sperimentare, scoprire e fare esperienze in laboratorio? Ti incuriosiscono le innovazioni in ambito scientifico e digitale? Questo è l'indirizzo che fa per te. Nel liceo scientifico ad indirizzo Scienze Applicate troverai una solida formazione scientifica, potrai fare lezioni nei laboratori di informatica, chimica e fisica e cimentarti in progetti come il cielo come laboratorio in collaborazione con l'Osservatorio di Asiago, corso di robotica di base avanzato, progetto NERD, non è roba per donne, in collaborazione con l'Università di Padova, giochi d'Archimede, giochi d'autunno, Olimpiadi della fisica e della matematica e progetti di PCTO in collaborazione con enti e associazioni del territorio nell'area della sostenibilità ambientale e nella ricerca. Progetti PCTO in corso, Life, Lagon, Refresh con ISPRA, la Laguna entra in classe con UniPD e CNR. Allo stesso modo riceverai una ricca preparazione umanistica e linguistica con possibilità di sostenere le certificazioni linguistiche. Potrai quindi al termine del percorso operare qualsiasi scelta per il tuo futuro in ambito lavorativo e universitario. Mattina è giusta da fare il bagno, vieni con me? Direi Andrea che puoi andare da solo, comunque è giusta per il tuo bagno invernista. Buongiorno a tutti, eccoci arrivati all'appuntamento di Zona della Merla, cominciano dal 29 al 31 e in quanto sembra stanno rispecchiando naturalmente la tradizione. Non parliamo di gelo ovviamente perché gelo non è semplicemente una fase tipicamente invernale con temperature minime che finalmente stanno raggiungendo la soglia della normalità, andiamo sotto zero per qualche notte e temperature massime che guadagneranno qualche grado specialmente tra domani e giovedì, proprio in virtù del fatto che questo anticiclone azzorriano sta lentamente impadronendosi anche nel nostro territorio, a buona parte dell'Europa occidentale, allontanando quella che è stata la depressione che ci ha accompagnato per gli ultimi 10 giorni. Ci saranno ancora dei disturbi al centro-sud, ma sempre meno, mentre al nord ovviamente assisteremo a giornate tipicamente invernali, però con discreto, anzi un buon soleggiamento per buona parte di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, poi sarà un aumento delle nubi da ovest ma senza al momento precipitazioni. Non ci allarghiamo troppo rispetto alle previsioni del prossimo weekend, ma al momento comunque sembra che avremo una buona stabilità con temperature nella norma. Questo è quanto, vi auguro una buona settimana e ci sentiamo a presto. Ciao caro, ciao.